Siamo tornati nella stazione FS di Randazzo per documentare lo stato dei luoghi. Le condizioni delle aree ferroviarie ci sono sembrate identiche al passato, questo nonostante da mesi, a parole e con una manifestazione propagandistica che non ha avuto alcun seguito, qualcuno stenta un suo imminente riuso. Come mostrano queste immagini che abbiamo girato il 21 settembre scorso, il piazzale interno, così come il piano dei binari, sono invasi da erbacce e rifiuti. Ed è la palese dimostrazione che certi annunci, così come i gesti isolati e la scarsa collaborazione, non sono serviti a nulla se non a qualche copertina e un po' di notorietà. Per l'Associazione Ferrovie Siciliane la riattivazione dell'Alcantara Andazzo per fini commerciali rappresenta un obiettivo vincolante, così come riportato sullo studio di fattibilità da noi realizzato che abbiamo recentemente illustrato alla nuova amministrazione di Randazzo e che prevede la restituzione alla città dell'area dell'FS e la sua riconversione in un grande parco urbano.